Professor Masiero, oggi si è parlato di paesaggio, di tutte le sue implicazioni, anche filosofiche e sacre. Se dovessimo fare un bilancio di quanto è emerso, lei che cosa direbbe, che cosa si può dire di questo paesaggio? Beh, molto, molto, molto sarebbe da dire, ovviamente. Proviamo però a sintetizzare le questioni di fondo. Abbiamo avuto modo di confermare che per capire il paesaggio dobbiamo misurarci con l'idea che abbiamo dell'opera d'arte e anche con l'idea che abbiamo della sacralità. Sono tre parole che teniamo separate e invece bisogna rimetterle assieme per tentare di capire la potenza e l'efficacia e che fare con ognuna di queste parole. La messa in comune di questi mondi ci permette per esempio oggi di riflettere su un'urgenza che riguarda tutti i nostri territori e che in particolare nel Veneto viene espresso dal bisogno di avere un piano paesaggistico. Ora, il piano paesaggistico non può essere solo una questione tecnico-amministrativa, deve partire da una visione che va tutta ripensata attorno appunto a queste parole chiave. Che cos'è oggi il paesaggio, che cos'è oggi l'arte, come l'arte può interagire col paesaggio e cosa c'entra la sacralità. Se dovessi sintetizzare i problemi all'interno di ognuna di queste parole, direi che per quanto riguarda il paesaggio è necessario pensarlo come un processo sempre aperto, non un momento di conservazione e basta del paesaggio, non un momento di idolatria del paesaggio come bellezza, ma invece un bisogno di partire dal paesaggio per riorganizzare l'intero nostro modo di abitare il territorio. Per quanto riguarda l'arte, bisognerebbe cominciare a pensare che l'arte non è solo rappresentazione del mondo o espressione di emozioni di qualcuno o di gruppi, ma è un modo per aprirsi al futuro e al possibile. Quindi è un modo per costruire mondi e quindi anche costruire paesaggi e stare assieme. E che la sacralità è semplicemente quella ricerca che ci riguarda tutti di trovare un bene comune, cioè qualcosa che ci tenga insieme come comunità. Questo è il senso del lavoro che stiamo facendo.